Siamo col presidente Francesco Testa, una bella vittoria contro l'avversario che comunque l'anno scorso ha fatto la finale con voi, perciò è importante continuare a tenere il passo del Cotton che ha vinto anche questa sera. Siete lì a 2 punti e appena ci sarà l'occasione proverete a mettere la testa avanti. Ma sì, il Cotton sappiamo che è una grande squadra, noi stiamo facendo il campionato nostro senza guardare gli avversari. Siamo una squadra forte, questa sera abbiamo fatto un'ottima partita, devo fare i complimenti alla Venere perché stavo parlando prima con l'allenatore e mi ricordo che avevamo fatto 8 partite con loro, mi pare che c'è stato un unico ammonito in 8 partite, quindi è una squadra molto corretta, molto forte. Stasera erano pure un po' rimaneggiati come eravamo noi rimaneggiati l'altra sera col Futtorei, però abbiamo vinto e niente, devo fare i complimenti alla Venere ma soprattutto ai miei ragazzi. Adesso si rigioca, tra 3 giorni c'è il doppio turno, c'è il Cottini qui alla Stella Azzurra, Cottini Servizi Assicurativi, notizia di adesso, ha perso con l'Italia, quindi avrà bisogno di punti, ovviamente anche il Checco ha bisogno di punti, perciò bisognerà stare attenti e rimanere concentrati, non pensare ovviamente di poter scendere in campo senza la concentrazione vista anche questa sera. Beh, ma sappiamo che le partite sono tutte difficili, loro giocheranno per salvarsi, quindi ognuno per il suo obiettivo, noi per arrivare sempre più in alto e loro per rimanere in Serie A. Sarà una partita difficile come tutte le partite del resto perché questo campionato si è abbastanza livellato, quindi andremo a fare la nostra partita e speriamo di vincerla.